Amici bellini, è andata male, è andata male e non c'è niente da dire, i fogli e le cose. Spero che mi sentiate, ovviamente voi mi darete conferma che tecnicamente almeno noi tutto a posto e partiamo con la sigla perché non c'è tempo da perdere. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le loiali, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Ci tiene insieme. Allora, a me la sigla piace molto. Brock ha fatto un altro capolavoro. Allora, spero mi sentiate. Ho riguardato tutte le live precedenti per gli errori tecnici, le cose. Se comincia a friggere, fatemelo sapere. Straccio tutti i cavi e ricominciamo da capo. Allora, c'è poco da dire purtroppo perché non te la sei potuta giocare in un momento in cui è proprio un infortunio di Di Lorenzo, perché sbaglia il tempo, legge male secondo me la traiettoria della palla, perché va in una direzione diversa quasi come se volesse andare verso il pallone e anticipare, però la palla fa un altro giro e là dobbiamo decidere, ognuno deve decidere qual è la scelta migliore. Provi a prenderla come lui ha fatto, era in ritardo quindi per 2, 3, 4, 5 centimetri non la sfiora la palla, oppure gli fai far gol, te la rischi, dici vabbè, ho sbagliato, ho bucato, fa gol Holland diciamo 90 volte su 100 e sull'1-0 comunque resti in 11 e te la giochi. Questa è una dei temi che mettiamo sul piatto. L'altro tema è ovviamente la sostituzione che fai per sistemare le cose. Io ho un'idea che adesso sviluppiamo, che ho detto nella reaction che vedrete domani. Lasciate i like, vi prego, perché io in giornate come queste me ne vorrei andare a dormire. E invece no, live con voi, un po' più veloce, un po' più lampo, perché devo andare anche a lavorare, quindi voglio leggere i vostri messaggi. E cominciamo. Allora, Jesus sì, Marianucci no, non mi sembra, non mi sembra l'argomento in questo momento. Sono di Jesus sì e Marianucci no, perché poi la partita era già ampiamente finita. Sono altre le sostituzioni che poi, su cui possiamo ragionare. Levi De Bruyne, lo capisco, perché Politano ti dava quella mano sulla fascia che ha tolto anche un gol certamente. Per come io avevo studiato il City e per come il Napoli stava facendo quelle sventagliate che mettono in difficoltà i loro terzini, io avrei fatto di tutto per tenere De Bruyne in campo perché ce l'ha e lo stava facendo e lo stavamo mettendo in pratica. Nel momento in cui levi De Bruyne purtroppo ti costringi, è facile dirlo dopo, che magari ti poteva andare pure bene, però ti costringe a una partita solo di resistenza, di difesa e non puoi ripartire mai perché non ce l'hai quella spinta così, Højlund troppo isolato, ovviamente era difficile. Allora, lasciavi De Bruyne a ballare a centrocampo come Paresidos? No. Però Fermi tutti, c'è follia. metti che ci era passato di me. Ah, è così. Wow, sei pazzo, bravo. Che generosità. Quanto sei bello. Grazie mille, amico mio. Amma fatica. E questo pure è un modo di vederla, eh. Nel senso che non sentiamoci invincibili, non andiamo su tutti i campi come spavalderie. Purtroppo, hai capito, è difficile valutarla la squadra. Se questa era una partita dove volevamo confrontarci e magari, sai, fino al rosso c'era stata l'occasione per Reinders parata e c'era stata il colpo di testa di Beukema parato da Donnarumma, cioè quella era l'occasione maggiore. Poi diventa impossibile giudicare sta partita, possiamo fare altri tipi di discorsi. Grazie mille. Grazie mille. Calcio Napoli ha dato solo 6,5 a Savic, i voti poi li faremo.
Savic è un punto positivo, perché nel primo tempo ha parato ha fatto molte belle parate, anche quelle là che noi dicevamo devi cadere a terra con velocità, lo ha fatto, e quindi sotto questo punto di vista io sono soddisfattissimo ovviamente della partita di Savic. Che vogliamo ragionare 10 contenuti, la partita è finita, sì, andiamo a dormire a lunedì, buonanotte. E vabbè, Alfonso, allora ovviamente se non avete voglia di parlarne, io penso che altri avranno voglia di parlarne, ma buonanotte. C'è della live in questo supporto. Oltre il rosso ci mancava il piccione tedesco, e che ovviamente è un tema che sto leggendo un po' in giro. Mi ha dato anche a me la sensazione, non mi sentirete in reaction urlare molto contro il piccione. Ho mantenuto la calma fino alla gomitata su Anghissà, perché quella gomitata su Anghissà è volontaria, è una sbracciata inutile che non ci deve stare, non stai saltando di testa e ti scappa il gomito, cioè stai proteggendo la palla e sbracci sul viso di Anghissà. Quello per me, rosso, ci può stare tutto se lo vai a rivedere. Il metro di paragone, il metro di arbitraggio è stato un pochino sbilanciato, però questo è una cosa che noi dobbiamo sapere e sappiamo ogni volta che andiamo in Europa, è sempre così, quindi porta a casa. Esatto, proprio perché poi in alcune fasi dove noi cercavamo di ripartire, ovviamente se non ci dai un fallo per farci respirare, Højlund ha cercato di fare a sportellate, a difendere qualche palla, ha dato un fallo a Politano che non c'era proprio, quello dove viene ammonito c'è, e ovviamente è logico così, ma c'era un altro fallo su Dorgu dove là non succede niente, a noi lo fischia e Politano lo dice proprio, è uguale dall'altra parte, cioè c'era stato un fallo uguale dall'altra parte. Non lo so se l'arbitro lo ha capito, se ci abbiamo parlato in inglese, in romano, non lo so. La comitata su Anghissà doveva almeno essere chiamata. Sì, esatto. Su quello mi sono arrabbiato moltissimo. Poi per il resto ho poco da dire, perché è uno squadrone di una tecnica, di una pazienza, di una capacità. C'è della live in questo supporto. Anche fisicamente sono proprio grossi, è difficile. Tore, grazie mille, fammi recuperare. Arbitro 4 Di Bardalenzo, se l'hai giocata male. Perché Di Barda? Di Lorenzo, perché? Che significa Di Barda? Non spiegamela, non ho capito il gioco di parole. Se l'hai giocata Malucci, ma tant'è. Aveva il più forte, si trovati. C'è della live in questo supporto. 7 agli altri, 8 Poli, 5 e mezzo Olivera. No, ma non ho capito se hai dato 5 e mezzo a Politano, Olivera, o 5 a Politano, 5 a Olivera. Parliamone, ovviamente. Nel gruppo Telegram faremo la media di tutti i voti. Io penso che va dato un voto alto a Savic, un voto altino si può dare anche a Lobotka, che ha tenuto da solo, e là pure c'era da viaggiare a vuoto. Beh, ma qualcosina. Parliamone. Allora, ringrazio anche Valeria prima di tutto. Dispiace, ma tutto sommato possiamo dire che non era questa la partita da vincere. Sì, Valeria, è normale, ed è un discorso che io rifiuto di base, perché me la voglio giocare con tutti. Specialmente volevamo vedere una bella partita, non dico a viso aperto, ma capire se te la puoi giocare in Europa con questi squadroni, perché poi c'è il City, poi c'è il PSG, c'è il Liverpool, c'è il Bayern, il Chelsea, ci sono tante squadre anche diverse dal City come struttura, dove hanno delle potenze, spendono 150 a giocatore, non 150 a mercato, e quindi è difficile competere con questi qua. Lo sfizio di giocarsela e di vedere come va a finire 11 contro 11 purtroppo non lo abbiamo avuto, e veramente dispiace la parola giusta. Poi è chiaro, una considerazione che faranno tutti e che io sposo anche: è la squadra più forte probabilmente delle 8 che dobbiamo incontrare, e anche a parità di condizioni col Manchester City in casa loro puoi perdere. C'è della live in questo supporto. In Inghilterra. Bardale. Ok, adesso ho capito.
Ok, quindi 8 a Politano e 5,5 a Olivera. Sì, vabbè, Politano perché comunque ha fatto ha fatto quel salvataggio che stava rischiando quasi di essere un clamoroso autogol. Per fortuna, anche, voglio, diamo merito a Politano, ma diamo merito anche a Savic lì, perché è stato reattivo nel bloccarla, altrimenti invece di esultare Politano aveva fatto autogol. Però sta lì, magari quel pallone entrava, voglio vedere un'altra inquadratura per capire dove andava a finire quella palla. Però mi sembra un salvataggio, perché se non andava vicino al palo probabilmente Milinkovic-Savic non l'avrebbe potuta prendere. Quindi sì, e oltre a questo il lavoro di copertura, di raddoppio che ha fatto su Doku, un paio di volte se n'è andato, ma Doku se ne va. Doku è... Cioè, se abbiamo sofferto Dodò, se ne va Doku, perché Doku è proprio uno specialista del dribbling da sfermo, si porta avanti il pallone, ha una sensibilità nel pallone, nel toccare la palla, che non se la tira troppo avanti. Il gol che fa è proprio l'esempio di tutto quello che è. Allora, faccio una cosa... No, non la faccio. Non la faccio perché non c'è, C'è della non c'è live in bisogno. questo supporto. Però non è il momento. Dico ai troll, non è il momento, non fatemi perdere tempo. Allora, tra bit e maschere, che ringrazio, abbiamo giocato un buon match. Per me il Napoli dovrà riservare più energie per il campionato e affrontare la Champions senza sogni utopici. Paolo, C'è della live grazie in questo Paolo. supporto. Allora, io rigetto il concetto che poi diventerà ed è un concetto che conosciamo tantissimo, che abbiamo sentito più volte: il Napoli deve uscire dalla Champions per concentrarsi in campionato. Questo discorso io lo rigetto, perché non diventi mai una grande squadra se fai un ragionamento del genere. Il discorso dell'Inter resta in piedi. Quando poi uno li sfotte, è giusto sfotterli, perché il calcio è anche per questo. Ma quando tu arrivi alla fine di ogni competizione, hai fatto una stagione di grande C'è della livello. live in questo supporto. Quindi per me devi fare il massimo in tutte le competizioni. Non è un sogno utopico. Io non chiedo al Napoli di vincere la Champions, io chiedo al Napoli di fare una Champions al massimo delle sue possibilità. Siamo arrivati massimo ai quarti di finale, dobbiamo puntare a superare i quarti di finale. Ed è il crescere che è l'unica cosa che conta. Cioè, io non voglio vincerla la Champions, non l'ho mai pensato. Qualche tifoso più entusiastico ogni tanto lo dice, io non ci ho mai pensato a vincerla la Champions. Penso che però dobbiamo giocarcela, farci rispettare in Europa, non essere polli, perché siamo stati polli, non prendere imbarcate. Per esempio il Galatasaray ne ha presi 5 oggi. Non voglio cose del genere, e quindi con dignità la fai al massimo delle tue potenzialità, e ovviamente non è che in campionato rinunci per cercare la Champions. È un discorso di filosofia. Allora, recupero un altro messaggio e vi ringrazio tutti. Questo era Paolo, Dorway, Diego, Forza Napoli alla prossima. Il 21 capitano, Politano che diventa capitano, all'uscita di Lorenzo. Grazie mille Diego e grazie mille Claudia. I 2 gol sono 2 opere d'arte, ma noi abbiamo resistito bene, e questa è una notizia. La freva è non poterli vedere giocare. Sì, esatto. Tra virgolette mi viene da dire, meglio che l'abbia fatto Di Lorenzo questo errore, che ha le spalle un po' più larghe per ricevere eventuali critiche che ci possono stare, piuttosto che un Beukema che magari è sulla graticola. Cioè, sulla graticola lo stiamo valutando come nuovo acquisto. Se l'avesse fatto torno a Mario Rui, ma se l'avesse fatto un Mazzocchi un errore del genere, sappiamo come l'avremmo presa, no? E anche sui social. Quindi sotto un certo punto di vista meglio il capitano che ha più credito, che ha le spalle larghe, che lo sa. Noi l'abbiamo sempre detto, Lorenzo sulla fase difensiva non è il migliore al mondo, e dà il meglio di sé quando può andare in avanti, quando può sovrapporsi, quando può creare gioco. Ecco perché mai e poi mai mi sentirete creare una formazione ideale 3-5-2 con Di Lorenzo braccetto, mai. E quindi grazie Claudia. Più che altro il peccato è che mo alla prossima Di Lorenzo comunque non gioca. Ecco, alla prossima spero recuperi Gutierrez, perché Olivera
può fare il terzo di una difesa a 5. Oggi ha dimostrato che non può fare il terzino di spinta. Purtroppo non c'era possibilità di spingere, perché poi anche Spinazzola dall'altra parte, spostato, non poteva più spingere. Non riuscivamo a risalire più. Il City è proprio la squadra che, se stai uno in meno e tu se esci bene con i passaggi è un conto, ma ti vengono ad asfissiare e se stai uno in meno non riesci a farla quella catena di passaggi. Quindi io sono d'accordissimo che Olivera ha meno spinta naturale di un Gutierrez, di uno Spinazzola e di altri. C'era poco da fare. Non mi è piaciuto onestamente come è entrato, perché anche in quei palloni che potevi buttare o in avanti oppure contrastare, palloni corti, e lì sì, può essere pure che un momento, anche stato un momento di forma di Olivera post nazionale non ideale. Ecco perché sta giocando Spinazzola di base. Quindi così, la difesa a 3, speriamo di non vederla mai. 0-10 ti blocco perché non mi serve, non perché non sia d'accordo con te, ti blocco, ma non mi serve leggere commenti in maiuscolo che non stimolano la conversazione contro Di Conte, non mi servi purtroppo. Quindi ti blocco, andiamo avanti. Se ti vuoi fare un altro account ti riconoscerò e bloccherò anche quell'altro account. Io non sono di quei content creator che si prendono gli haters per fare numeri. Io vado avanti perché devo leggere la mia community, non possiamo perdere tempo. Allora, Politano non mi fire proprio, mi è mai piaciuto, però come vice Di Lorenzo ce lo vedo. Addirittura Politano proprio terzino destro. No, non ce la faccio. È una questione di grande sacrificio che lui fa e che sicuramente dà una mano alla squadra. Non snaturiamo, Politano non può fare il terzino, non ha quelle capacità comunque difensive nell'uno contro uno, non si fa saltare. No, non lo farei mai. Se poi Conte ci lavora, eccetera, eccetera, lo fa, lo vedremo, ma no, utilizziamo i giocatori. Non c'è Di Lorenzo, Spinazzola a destra, su questo non transigo, poi ne parleremo quando ci sarà. Allora, migliori in campo, la prossima con lo Sporting, esatto, stasera 4-1 loro. No, l'ho salutato, caro Daniele, perché per dirmi tempo, cioè io devo anche andare a suonare, devo prendere i vocali, eccetera, eccetera. Arbitro pessimo. Detto ciò, veniamo al dunque. Cambio Politano ci sta, ma avresti cambiato assetto difensivo, quasi perfetto fino a quel momento, o subito Elmas? Ecco, questi sono poi i commenti che mi interessano, che stimolano un discorso, eccetera, eccetera. Allora, partendo dal presupposto che io avrei, e non sono Conte, per fortuna non sono Conte, perché magari io avrei tolto Politano, loro segnavano immediatamente e la partita finiva molto prima. Avrei tolto Politano per lasciare De Bruyne in mezzo al campo, per la possibilità, nel momento in cui un Anghissà prende un pallone, un Lobotka prende un pallone, riusciamo a ripartire, De Bruyne ha quella sventagliata che gli altri non hanno. Come mi sarei messo? Mi sarei messo con Spinazzola a destra a tutto campo. Io ho detto addirittura Gutierrez, ma Gutierrez se non è pronto. Olivera a sinistra a tutto campo, con quei tre che poi possono lanciare a turno di qua e di là. Magari Olivera lo tieni più bloccato e Spinazzola va. Perché Guagliù in un paio di occasioni, in 2 o 3 occasioni lo abbiamo fatto. Poi non siamo stati bravissimi nel metterla a terra quella palla. Però l'abbiamo fatto con la sventagliata e poteva creare loro difficoltà. Nel momento in cui tu togli De Bruyne, hai in qualche modo rinunciato a giocartela e stavi sperando di riuscire a resistere. Poi dopo entra Neres, così. Elmas poteva dare una mano sicuramente. Poi la sostituzione di Politano credo che dipenda anche da quel giallo che lui prende, perché probabilmente ne aveva ancora da spendere, però con il giallo lui prende una munizione giustissima, se n'è andato, ti ha superato in dribbling, lo devi buttare a terra, fallo tattico, prendi il giallo. Quindi secondo me più per quello, per mantenere una squadra, un assetto che era quello. Siamo passati a 5 a tutti gli effetti, che poi eravamo a 5 anche con Politano, capiamoci.
in fase difensiva. Però così è andato. Di Lorenzo, come sempre, stecca le grandi occasioni, segnale scoraggiante anche in vista nazionale, in patria ancora se la gioca, ma fuori la vinta daziaria. La vinta daziaria. Boh, non lo so che cos'è. Neres titolare lo vorrei vedere pure io, e non da prima punta come ovviamente è stato messo là. Poi a un certo punto i cambi al 71esimo ci sta, perché a un certo punto anche io ho detto non facciamoci male, tanto la partita è persa. Cioè, fossimo rimasti sull'1-0 un po' più a lungo, tu sai che un calcio d'angolo, una pallata, una cosa sporca, magari loro sbagliano un passaggio, un appoggio, te ne vai. Sul 2-0 ho visto un po' il Napoli accusare il colpo sul 2-0 e c'è un'immagine di Anghissà, stavamo ripartendo, Anghissà vuole ripartire da dietro per prendere fiato e con sufficienza la dà praticamente a loro, e là mi sono reso conto che la partita era finita. Quindi ci sta, quando al 71esimo esce Anghissà, Højlund e Lobotka, non facciamoci male. Cioè, inutile spendere energie, Højlund che corre appresso a 5 difensori loro e non la prende mai. Non potevamo più affrontarli tutti quanti in avanti, uomo su uomo, perché stai un uomo in meno, e quindi loro con la proprietà di palleggio ti avrebbero messo in mezzo e non c'era niente da fare. Nonostante la sconfitta, secondo te il Napoli ha possibilità di superare il turno? Eh beh sì, ma tu questa sconfitta la potevi anche mettere in preventivo. E il Napoli, dobbiamo ancora capirlo, io devo studiarla meglio a livello di numeri, quante vittorie ti servono. Qualcuno dice te ne servono 6 vittorie per stare un po' più tranquillo. Ricordiamo che sia il City che il PSG sono arrivati all'ultimo secondo per passare il turno l'anno scorso. Questa sconfitta la potevamo anche mettere in preventivo in condizioni di normalità, quindi il turno non è un problema. L'importante è non essere polli nelle prossime partite, nel senso, stai là e ci ragioni un attimo. Secondo me questa è un'altra di quelle situazioni dove tu a bocce ferme fai la riunione e dici la prossima volta magari non lo rischiamo il fallo, magari Di Lorenzo ti dici ero convinto di prenderlo il pallone, e là fai bene a farlo quell'intervento, è un errore, te lo porti a casa, è la responsabilità maggiore. Voglio però rivederlo, quella sbracciata di Haaland su Beukema, perché me l'hanno mandato in privato e voglio capire se c'era anche un fallo su Beukema, perché lì Haaland è di Beukema e vuol dire che è successo qualcosa un pochino prima, e c'è una sbracciata di Haaland, Beukema che prende di testa così, e voglio rivederla bene, non per piangere ma per sicurezza, perché poi finisce a Di Lorenzo la marcatura di Haaland, e questo per dare anche un po' le responsabilità. Auguri a Polli, il fallo ci sta, voglio rivederla perché me l'hanno mandato e secondo me si può dire come voglio, il fallo di Leao su Lozano, cioè noi ce le diciamo tra di noi certe cose, ma le cose non cambiano. Cosa ha insegnato? Ecco, questo potrebbe essere un altro tema. Ha insegnato forse a mantenere un attimo la calma e a non essere... può essere anche che noi sì, l'esperienza in Europa ce l'abbiamo, ma non stiamo a quei livelli là. C'erano molti giovani nel Manchester City, ma tu l'esperienza la vivi di società, la vivi di squadra, abituati a certe partite, come la prepari una partita. Lo stesso Conte nell'Europa che conta deve fare la sua esperienza. Lui ce l'aveva detto, arriviamo da alunni, e l'alunno ha preso la bacchettata sulle mani perché ha fatto un errore. Stasera non abbiamo scoperto quanto manca per essere al loro livello, ma questa squadra ha lottato. Io da tifoso ero giù di morale dopo l'espulsione, figurati loro. Sì, ora con più rabbia andiamo avanti. Sì, e si vedeva anche nella faccia di Di Lorenzo, no? Quando poi parla con l'arbitro e non protesta, si vede, chiede, ma che è successo? Che state controllando? L'arbitro glielo dice, lui fa quella faccia, ma lo sai, si vede benissimo proprio il guilt nella faccia di Lorenzo, tant'è vero si leva subito lo sa che verrà espulso, poi prova a riparlare ma senza alcun motivo, si vedeva proprio, ho messo i miei compagni in difficoltà. Prendiamoci di buono che non ci siamo disuniti, che non abbiamo preso la goleada,
Certo, è anche lì una filosofia. Nel calcio moderno specialmente sta diventando sempre più difficile giocare a calcio quando sei uno in meno. È come se si rinunciasse proprio perché le distanze, il modo di giocare non ti permette con uno in meno di rimanere in partita. E quindi la rinuncia a prescindere non mi fa impazzire, però nemmeno lo scoprirsi e prendere gol a C'è destra della e a live in sinistra questo sarebbe supporto. stato brutto anche così. Era meglio prendere il gol che il cartellino. Allora, Domenico, questa è la domanda più sfiziosa ed è quella forse anche più difficile a cui rispondere. Secondo me ognuno ha un'idea. Con il senno di poi la risposta è meglio prendere il gol, perché il gol l'hai preso lo stesso. E è quasi una cosa che secondo me si deve decidere a tavolino, cioè in una situazione di... Ecco, il Napoli può imparare questo. In una situazione di emergenza dove tu sai che verrai espulso, ti conviene, lo vuoi fare, è una scelta, dice dobbiamo rimanere sullo 0-0 il più possibile, anche se significa rimanere in 10 uomini, tanto riusciamo a resistere. Oppure, prendilo il gol, ma giochiamocela in 11. Io, senza avere l'esperienza di allenatori, di gente che fa questo per mestiere, col senno di poi ti dico, avrei preso il gol e me la sarei continuata a giocare. Il fatto di aver proprio rinunciato contro il City, perché il City è una di quelle squadre che se gli dai un uomo in più è impossibile da gestire, è veramente difficile. E allora nel momento in cui sei un uomo in meno, il gol c'hai la sensazione che prima o poi te lo fanno. Sei riuscito a resistere nel primo tempo, però poi le energie diminuiscono sempre di più perché devi coprire più campo, non puoi fare i raddoppi. E quindi se non puoi fare più i raddoppi, Doku se ne va, quell'altro Foden tra le linee, diventa veramente difficile. Quindi sì, col senno di poi ti rispondo meglio il gol. Visto che Kevin si abbassa spesso sulla linea di Lobo, perché non levare Lobo e abbassare Kevin, alternandolo con Frank invece di Scott, visto che lei ha usato Melanci come hai detto tu? Sì, come concetto sì, però Lobo ti fa fase difensiva che Kevin non ti fa. E vorrei vedere, forse lo possiamo già vedere, se ci sono dei numeri di Lobotka che su SofaScore ha avuto un voto alto. Io credo che Lobotka comunque ha avuto 7.1, comunque a livello di 18 passaggi fatti Lobotka, ovviamente non hai visto mai il pallone, però 18 su 20, 90%, passaggi lunghi precisi Lobotka 2 su 2, dribbling tentati riusciti 1 su 1, duelli a terra vinti 4 su 7. Quindi rinvii difensivi 1, tiri bloccati 1, intercetti 1, contrasti 3. Lobotka ti dà quella fase difensiva che Kevin non ti garantisce. Capisco quello che dici, ovviamente, perché anche io volevo Kevin in campo, anche simbolicamente. Un Kevin contro la sua squadra che voleva far bene, gli hai tolto anche lo sfizio di potersi togliere una soddisfazione. Simbolicamente poteva significare tanto tenere Kevin in campo e raddoppiare le forze da qualche altra parte. Però non si è fatto. Quanti anticipi ha fatto Lobotka? Gli anticipi qua non li vedo, però vedo gli intercetti 1, 3 contrasti, tackle da ultimo uomo 1, insomma Lobotka la partita se l'è portata a casa. In Champions si corre in media 1 chilometro in più. Un'altra partita oscura ovviamente l'ha fatta McTominay, anche lui preso in mezzo, cercando di toccare palloni, non è stato nemmeno tanto aiutato quelle poche volte che ha provato a portare il pallone in avanti. McTominay, tutto un lavoro oscuro che serve e che viene mortificato poi dall'uomo in meno. Peccato, forse mi è piaciuto di meno Anghissà oggi. Veramente è un peccato pure dare i giudizi, perché come fai? La partita era diventata una lotta impari. Buonasera Massimo, concordo con te la sostituzione del Brune, ma sono orgoglioso di questa squadra. Sì, lo spirito dell'allenatore di non mollare c'è stato, cioè, questo non c'è dubbio, non c'era la voglia di essere vittima sacrificale, però le forze non potevano reggerti fino alla fine.
Onore alla squadra, l'unico per me che doveva uscire è Anghissà. Pure a me Anghissà non mi ha convinto tantissimo. Allora, correggimi se sbaglio, ma Marianucci e Mazzocchi non sono in lista Champions, giusto? Quindi alla prossima a destra ti stai scaldando tu o vado io? Allora, ti confermo, Mazzocchi sicuramente, mi pare Mazzocchi, Marianucci e Lukaku fatti fuori. Ti posso dare subito conforto. In panchina c'erano ovviamente, oltre a quelli entrati, Olivera, Juan Jesus, Elmas, Gilmour, Neres, Meret, Ferrante al posto di Contini, Gutierrez, Vergara, Lucca, Ambrosino, Noah Lang. Quindi Lukaku ovviamente infortunato, non c'era Mazzocchi, non c'era Marianucci, quindi pure il discorso che si faceva così, perché è entrato Juan Jesus e non Marianucci, perché Marianucci non è proprio nella lista. Lì no, potete chiedermi perché hai messo nella lista Juan Jesus e non Marianucci, e la risposta è l'esperienza. Ed è sempre quello. E potete essere in disaccordo. Tu dici Marianucci ha un talento incredibile e può giocare già a 20 anni così. Là te la devi prendere con conto e devi dire no, non mi interessa l'esperienza di Juan Jesus, voglio il talento di Marianucci. E Conte ti risponderei a già vincere i partiti. No, però Marianucci è un discorso diverso da Rafa Marin, Per me ha delle potenzialità importanti. Poi capisco la scelta di portarti uno che ha 200-300 partite. C'è della live in questo supporto. Ho visto l'hitmap e si è notato anche nei primi 20 minuti rispetto allo United Foden ha giocato più alto. Esatto, questo era un bello spunto, Francesco, perché hanno mantenuto quell'assetto lì, che io mi sono studiato tutto bellino, il Foden alla De Bruyne, e sì, ti dico anche però che Foden gioca più alto perché il possesso palla del City alla fine è del 74%, quindi non doveva mai ripiegare, non doveva mai andare a fare un discorso di fase difensiva, perché la palla la tenevano già prima in 11 contro 11. Nel momento in cui diventa 11 contro 10, il Napoli la palla non la tocca più, e quindi Foden si può mettere tra le linee e va a fare quel lavoro tra le linee e tocca i palloni in avanti. Mentre lo United, perdendo 3-0, comunque ha fatto più possesso palla, te ne fai assai, e pigliato 3 gol. E quindi lo United in quel caso aveva creato delle piccole problematiche dove Donnarumma è stato pure importante. Allora, fammi ringraziare RC, che riprendo. L'amaro in bocca è dovuto al rosso. Perdere giocando in 11 era una cosa possibile, lo sapevamo, a sensazione non abbiamo espresso tutto il potenziale. Sicuramente non abbiamo espresso tutto il potenziale, perché come fai a dirlo? Ed era frustrante. Io la speranza mia che sentirete poi nella reaction era magari, se loro non riescono a segnare, se resistiamo ancora un po', possono innervosirsi. Però è proprio il lavoro loro, passarsi il pallone finché non esce uno spazio. Magari il Napoli si può innervosire, altre squadre si possono innervosire quando si chiudono tutti dietro e non trovi uno sbocco. Loro lavorano da 10 anni così. Cioè, te la passi finché non esce, e lo sbocco lo trovano alla fine. Se deve essere un'azione individuale di uno che salta l'uomo, o se devono fare dei movimenti senza palla che scompaginano le marcature, perché Doku, l'avete visto, andava anche a destra e Foden ne prendeva la posizione. Bernardo Silva è difficile da leggere perché fa l'esterno sì, ma si accentra al piede invertito. O'Reilly, visto che loro non dovevano più difendere, il terzino sinistro loro veniva in mezzo al campo a fare quello che di solito fa Di Lorenzo con noi, difficilissimo da marcare e da sistemare, quindi arriva anche per quello che è potenziale, che vuoi esprimere oggi. Veramente niente. Non male, la prima gara europea in carriera di Vania, e questo sì, e questo è senza dubbio uno dei temi positivi. E chissà, anche lui va rivisto, tra virgolette, in una partita da grande squadra, nel senso che sappiamo che certi portieri, vedi Caprile per esempio, quando li prendi in giornata, che prendono la prima, prendono palloni da tutte le parti, si esaltano e le parano tutte. Vania è uno di quelli che si porta questa etichetta dietro, e oggi era una partita del genere. Nel primo tempo ha cominciato a pararle tutte. Nel secondo tempo, a parte il tiro che finisce fuori di Foden, arriva il gol di Holland, praticamente lui là
è in colpevoletta. Poi arriva la gomitata di Anghissà, che là ci poteva, sull'1-0 ci poteva rimettere in 10 contro 10. La sventagliata, mi sono segnato un'altra sventagliata che il Napoli stava facendo. Poi arriva il gol di Doku e la partita finisce là, perché non mi sono scritto più niente dopo il gol di Doku. Mi sono solo scritto KDB triste. Non c'era altro. Il Napoli non è mai sceso in campo, non è sceso mai in campo. E non me la sento di dire che non è mai sceso in campo. Stavamo in campo ed è come ci aspettavamo, senza alcun dubbio. Il pallino del gioco lo ha la squadra che fa del pallino del gioco la sua forza, e stavi un pochino a difenderti e a poi ripartire. Quindi finché stai 11 contro 11 puoi giudicare se il Napoli si è chiuso troppo, ha aspettato troppo basso e se poteva magari fare qualcosa di più in avanti. In 10 contro 11 non puoi giudicare proprio niente. Il sito ha fatto un palleggio e una reaggressione impressionante, poi mettici pure che eravamo in 10. Sì, ma infatti più che il palleggio, che ho letto qualcuno dice è snervante anche per chi lo guarda, magari saranno abituati i tifosi del City, però è la pazienza, lo facevamo anche con Sarri e alla fine qualche soddisfazione ce l'avevamo tolta. È la reaggressione che è impressionante. Ed è quello che Guardiola si porta dietro da Barcellona, più del palleggio, più del tiki-taka. È nel momento in cui tu recuperi la palla, perché magari un passaggio troppo lungo, sei riuscito a fare un contrasto, boom, ti hanno bloccato tutte le soluzioni e tu o la butti in avanti alla meno peggio e fai una touche futbolistica, oppure devi rischiare una giocata, devi rischiare un dribbling o un triangolo. E quando ti hanno aggredito, e quello è il loro lavoro, è quello su cui loro si allenano tantissimo, ti asfissiano. Ed è come noi abbiamo fatto con la Fiorentina, voglio niente più niente di meno, con valori diversi. Il primo tempo che abbiamo fatto con la Fiorentina è quel lavoro là, ed è particolare. E peccato per chi non si è visto il video di analisi del Manchester City, perché proprio il 4-1-4-1, proprio Guardiola che forse aveva intuito qualcosa di Conte, non lo so, magari Conte ha guardato a Guardiola o hanno avuto due intuizioni simili separatamente, però secondo me c'è margine per divertirci se non facciamo la stupidaggine di rimanere uno contro uno in meno. Una prestazione, se vogliamo, abbastanza solida contro una squadra così forte. Ti può dare comunque un po' di confidence in più nei tuoi mezzi. 40 minuti così in Serie A valgono il doppio e quanto ti segnano. Speriamo. Io credo onestamente che in ognuno dei giocatori ci sia la consapevolezza. Poi non se la prenderanno in maniera feroce col capitano, perché è il capitano, perché lui stesso chiederà scusa, e ne sono convinto, e lui sa di avere la responsabilità di questa cosa. Non si sentiranno inferiori o non si sentiranno ridimensionati o magari demoralizzati, perché sanno dentro di loro di non avere avuto una chance. Quindi non credo che diranno non credo che sarà questo, anche perché Di Lorenzo è quello tra i più rispettati e amati. De Bruyne ha anche lui la maturità e la serietà di non prendersela per la sostituzione, che potrebbe risultare amara, specialmente amara per lui quando ritorna all'Etihad a giocarsi una partita contro la sua squadra storica. Gli hanno fatto i cori, sì, ma secondo me lui voleva giocarsela e stava secondo me anche in palla. Zero critiche, ma proprio in generale per questi ragazzi non ci possono essere critiche, al massimo un'analisi della partita. Non l'ho capito l'ingresso di Yusai sulla sinistra. Sei un grande. È vero, Giampaolo, posso dire la verità tra di noi? Ho provato un brividino quando ho visto 5 gol, nonostante ci sia stato un autogol di Singo che mi ha fatto male al cuore e che ho schierato nel mio Fantachampions, quindi cominciamo male proprio. Però purtroppo ho preso il gol di Holland e che volevo rovinare. 5 gol, non era in campo il nostro ex giocatore. Ma se mi sposto possiamo anche ascoltare dei vocali, vediamo.
Ciao Vale, che Fatemi dire? sapere se si sente. Sicuramente non abbiamo fatto una bella figura, il che è dovuta principalmente all'espulsione di Di Lorenzo, questo bisogna dirlo. Però anche dopo l'espulsione comunque vai a togliere un calciatore di qualità come Kevin De Bruyne. Cioè secondo me ti sei arreso anche un po' troppo presto. Io sono d'accordo con Perché vai te. a togliere la qualità, si è visto che comunque anche in determinati momenti ci mancava la qualità nelle ripartenze. McTominay è stato bloccato molto bene dal City, bisogna dirlo, anche specialmente sotto l'aspetto fisico. E Politano nel primo tempo è stato il migliore in campo. Io probabilmente, devo essere sincero, io non avrei fatto nessun cambio, però poi col senno di poi è facile, non avrei fatto nessun cambio, avrei messo Politano come terzino e me la sarei giocata almeno per il primo tempo, perché poi comunque Ah, subire un'espulsione al 20° minuto è tostissima. Con Vanja Milinkovic-Savic che si è cominciato anche ad esaltare, perché comunque il dubbio che ci veniva per Vanja Milinkovic-Savic era sempre comunque un portiere che deve giocare per vincere uno scudetto, subisce solo un tiro in porta, oggi ne ha subiti un bel po', è come se si fosse ritrovato un po' al Torino. sì. E telecronaca italiana di Caresse e Bergomi, molto pro Napoli, ma probabilmente perché l'anno scorso hanno arrivato un sacco di critiche Ah, sul fatto che la facessero solo per l'Inter, queste grandi telecronache, ok. e quindi telecronaca pro Napoli. Stavolta io invece mi va male perché la telecronaca in inglese, molto british, molto inglese, ovviamente non ha- la comunità su anche sta night proprio niente, proprio non l'hanno sottolineata proprio. E quindi sì, non avremmo preso gol su quell'azione del rosso, Vanera lì aveva coperto benissimo. Sì, anche io ho avuto questa sensazione qua, però di solito te ne rendi conto a fischio, cioè quando l'azione è finita, il portiere arriva e devi vedere se poi in quel momento, prima della scivolata di Lorenzo, se era abbastanza vicino per fare un'uscita disperata perché poi di solito esci a metà, Holland ti fa lo scavetto e è stata buona. Quindi questo sono d'accordo, sì, perché poi alla fine Politano quello stava facendo il terzino lì, potevi resistere un pochino. Valentina, Allora, io vorrei invitare innanzitutto tutti a fare un bel respiro. facciamo un bel Siamo respiro. incazzati, sicuramente, ma non per l'atteggiamento dei ragazzi. Su quello ho assolutamente zero da dire a tutti, perché era esattamente questo l'atteggiamento che volevo vedere. Speravo di vederlo in una partita che possa, diciamo, essere degna di questo nome. Non è stato possibile. E è oggettivo l'errore di Di Lorenzo. Uno non è che diciamo, si accanisce contro il ragazzo, ci mancherebbe altro, però uno analizza quello che c'è da analizzare ed è oggettivamente l'errore che ti ha penalizzato tutta la partita, siamo d'accordo. Detto questo, non ho assolutamente nulla da dire ai ragazzi, cioè hanno fatto tutto quello che dovevano fare. E purtroppo, diciamo, il nervo è quello, perché in 11 contro 11 comunque si aveva la sensazione che questo City non era proprio del tutto molto più superiore a noi, ecco. Vabbè, a chiusura 10 in pagella a Politano, non voglio sapere niente. I centrali molto molto bene, soprattutto Beukema, e Piccionen veramente 2, 1, non lo so quanto si mette. Ah. Buonasera. Ma sì, vediamo se questo messaggio corrisponde anche a quello che mi dici via commento, che ci tiene a volte più a non perdere che a provare a vincere. Quel cambio di KDB nella dimostrazione. Secondo, questa è poi una convinzione mia, però ci sta, capito? Se uno non mi viene a dire Conte out, ciuccio, non si buona così, e invece ragioniamo su quello che Conte magari può mai Conte essere perfetto? Non lo è Guardiola, che è il miglior allenatore al mondo secondo me a mani basse. Poi vediamo, magari per titoli vinti si può parlare di Ancelotti, si può parlare di altri allenatori che hanno rivoluzionato il gioco, tutto quello che volete voi. Però stiamo parlando tra i migliori al mondo, anche loro hanno delle falle, belle e buone, hanno dei momenti di blackout, fanno delle scelte, vanno in confusione, devono prendere delle decisioni in un microsecondo. E può essere anche che in questo momento abbia avuto il sopravvento, il tentativo, dice se io sto in campo e faccio tutto quello che devo fare, che abbiamo provato anche in uno in me, magari si erano pure allenati, che non lo sappiamo, magari hanno fatto degli allenamenti, visto che il City è così forte nel palletto, degli allenamenti uno in meno,
Guagliù, l'abbiamo studiato, si può fare, quindi anche un in meno, noi gol non ce lo fanno mai. Ci può essere anche questa convinzione. E poi c'è la convinzione anche opposta. Vediamo se questo mi dici. Vale, buonasera a tutti. Mi dispiace, ma stasera Di Lorenzo non lo perdono. Sono queste le occasioni che contano, sono queste le occasioni a cui si richiede a un giocatore di farsi trovare pronti e non puoi giocare così. Anche prima del rosso era veramente l'unico tra tutti, forse anche i subentrati, per quel poco che si è visto, l'unico che non ci ha capito un cazzo. Non lo perdono. L'arbitro poi vabbè indecente, non che ci cambiasse la partita, No, per vabbè, carità, però ma l'arbitro indecente, come ha detto anche Caressa, non ci ha fischiato letteralmente un fallo a favore. ci sta. Mi prendo quel poco di buono che sono Poco di le prestazioni difensive di Beoca, ma soprattutto più lo vedo giocare più sono contento dell'acquisto. Per il resto, ripeto, mi dispiace, anche perché la sua stronzata ha fatto finire prima del match di De Bruyne, avevamo tutti gli occhi del mondo puntati, no? Come prossima squadra di De Bruyne che tornava al City. veramente Un'occasione un peccato. sprecata anche per farci conoscere. A me queste cose fanno girare troppo le palle, cioè lui è uno che ha più di 30 anni, c'ha esperienza, capitano, a lui queste cose qua non le perdono. Ci sta, Massi, ci sta il discorso che fai e mi fa piacere che hai parlato pure di Beuke, ma così posso linkarlo a questo commento. Ho letto dei 5,5 a Beuke, ma onestamente secondo me la sua partita, anzi, diamo anche merito che Donnarumma ha fatto una grande parata su quel colpo di testa di Beuke, ma poi voglio rivedere perché se Holland interviene in maniera pulita e Beuke ma magari va un po' a vuoto in quel tentativo di anticipo e poi lascia ovviamente Di Lorenzo da solo, si possono smezzare un po' la responsabilità. Se invece Holland fa intervento falloso, là la responsabilità cade e quindi bisogna così. Secondo me ha retto abbastanza bene, come ha retto Buongiorno. Era tosta, era difficile. Era difficile, quando vai uno in meno diventa veramente difficile. Allora, alterniamo anche con qualche messaggio, siamo in 600, bravi, ma quanti sono i like? Perché poi siamo in 600, ma quanti sono i like? Vorrei saperlo, mentre comincia a fare caldo. Allora, alla fine abbiamo perso una partita che all'80% avremmo perso comunque. Non so se all'80%, ma di base non parti favorito in casa del City, si può dire, no? Non è che uno deve per forza. In casa del City si parte sfavoriti, tutti, forse anche il Liverpool, forse anche il PSG, in casa del City. Poi il City ha dimostrato di essere fallibile in questi anni e anche in questo inizio stagione e te la potevi giocare senza problemi. Sono pochi. Allora continuo con i vocali. Dove devo... Ok, vediamo se funziona. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Buonasera. Non è stato Slow. l'esordio in Champions che sognavamo, sicuramente. Peccato. Della partita e del campo ci portiamo il saper soffrire per quasi 40 minuti, considerando il recupero più quindi i 10 minuti circa del secondo tempo contro uno squadrone, perché comunque il Manchester City, restare in 10 contro 11 dal 20° è veramente troppo. Milinkovic-Savic è stato fantastico, 4 parate tutte di veramente alto livello, bellissimi interventi, Politano gigantesco. A me fa veramente incazzare, non ce l'ho con nessuno dei calciatori in campo, ma mi resterà davvero il rammarico e mi fa veramente incazzare il non poter vedere quanto siamo forti. Lo vedremo nel percorso, esatto, gioca la prossima con lo non c'è Sporting solo- Lisbona. Non c'è solo sta partita. Però questa in particolare, col City in casa loro, sì, la prossima sarà contro chi? Col Chelsea in casa nostra. Lisbona e Benfica, Francoforte sono squadre forti, comunque devi dimostrare di essere superiore, però non è la stessa cosa. È questo il mio pallino, volevo vedere quanto siamo pronti ad affrontare certe squadre. Non era il momento. Detto questo, andiamo Non siamo avanti, ancora forza Napoli sempre. Tra l'altro- Adesso mi ascolto la live con un po' di disperazione. Terapia. Ma non sono i tempi della terapia di gruppo. Tra l'altro, c'è quella frase di Conte che lui dice proprio nel trailer del film. Dice: ve lo dirò io quando siamo pronti per fare qualcosa di importante. Adesso non siamo pronti.
può essere che è una frase che si ripete adesso. Cioè, noi volevamo vedere se eravamo pronti per fare qualcosa di importante, in Champions non siamo pronti. Poi ti dividi la responsabilità, te la prendi un pochino tu Conte, che magari il cambio è più difensivo, un po' più rinunciatario, se la prende Di Lorenzo, se la può prendere quell'altro che è uscito, te la puoi dividere un pochino tra tutti, perché poi si vince tutti insieme, si perde tutti insieme. Si può fare anche questo discorso qua. Non siamo ancora pronti per fare la voce grossa in Europa e dobbiamo accettarlo senza grandi problemi, senza soprattutto far ricadere alcuni discorsi anche in campionato. Perché le due cose non devono essere... Per come arriva, per come si è sviluppata questa sconfitta, secondo me non porta reazioni cattive, cioè malumori. Dispiacerà tantissimo. E capisco il senso, sì, che in questa partita che in altre devi vincere per passare. Non era questa la partita, senza dubbio. Fatemi fare una cosa, mi sposto un attimo di qua, perché abbiamo probabilmente, se ci riesco, anche un inviato speciale proprio da Manchester. Vediamo se riusciamo a farla senza impazzire, senza far saltare tutto, perché io mi prendo sempre delle responsabilità. Vai così. Possiamo prenderci da questa partita che la live sta andando bene, cioè nel senso tecnicamente. Se così è un conto. Allora, il link è uscito. Se io poi ritorno nei vocali funziona? Sì. E vediamo se riusciamo ad avere l'inviato addirittura, che ci può dare un po' di sensazione di campo. Parlavamo di apnea. E vediamo un pochino. Leggiamo altri commenti. Il problema è che non doveva essere Politano lì a spendersi il fallo, ma un centrocampista. Chissà, sistematicamente ha perso un tempo di gioco. Umili sì, ma remissivi no. E lo eravamo già in 11. Sì, non ti riesco a dare torto, perché non ho visto il Napoli che parte forte. Io devo essere onesto. Quando io vedo il Napoli che parte sempre forte, che impone il suo gioco e che spaventa l'avversario, io in questa partita... Però ne sono anche consapevole, cioè io sapevo che il Napoli non avrebbe potuto, non te lo fa fare il City in casa loro, fare un approccio come quello con la Fiorentina. Non te lo fanno fare. Quindi ci sta essere un pochino più prudenti per non prendere imbarcate contro questa gente qua. Per me ci sta tutta. Su Anghissà mi trovo d'accordo. Secondo me non una partita, ha fatto delle partite straordinarie le ultime, questa qua non la migliore, senza dubbio. È già tanto di guadagnato l'aver perso 2-0 e aver provato a resistere. L'importante è la prestazione difensiva, è l'unica che puoi valutare. Però il 2-0, credetemi, non voglio dire oro colato, non voglio dire a testa alta, perché sono frasi fatte che mi danno fastidio. Ma credetemi, conta la differenza reti nella nuova Formula Champions. Lo scopriremo, perché l'abbiamo visto l'anno scorso, non ci riguardava, ma la differenza reti fa tutta la differenza nel mondo, in quale posizione poi ti metti, perché molte squadre finiscono a pari punti. 2-0 col City... non si firma perché è da perdenti firmare per 2-0 col City così, ma in 10 uomini potevano diventare 3, potevano diventare di più, e sotto questo punto di vista faccio difficoltà a dirlo e a ripeterlo, ma meglio di altri risultati, diciamo. Per me Di Lorenzo fa quell'intervento perché è abituato a Meret che non... questa è ancora più... questa è più sottile. Perché è abituato a Meret che non esce, non aveva idea che stava uscendo Milinkovic-Savic. Questa è più sottile, Massimiliano. Questa è interessante. Questa è interessante e ci porta alla riflessione sull'alchimia, sulla chimica che si deve creare tra i nuovi e i vecchi. Gli spazi, le distanze tra giocatori, e vale anche il portiere. Voglio rivederla bene, magari se ci sta una bella inquadratura dall'alto per capire se effettivamente Savic si era mosso in tale anticipo da dire no, Holland non l'avrebbe presa Savic. Non lo so, non sono sicuro. Però ci sta che tu dici, io so che il mio portiere di base non esce,
Certo, devi switchare, devi pensare, sta giocando Savic, e quindi l'ha subita un po' la partita di Lorenzo. E devi pensare, sta giocando Savic esce, Savic di base è più coraggioso, quindi esce di più, sta più fuori dai pali in partenza proprio. E magari puoi fare un discorso, dice 50 e 50, può sbagliarla Holland, può arrivarci Savic, può fare 1-0 e continuiamo 11 contro 11, oppure provo l'intervento, magari la prendo, perché l'arbitro non l'aveva chiamato il fallo. Se l'avesse sfiorata di Lorenzo, il VAR non poteva intervenire a cambiare la decisione, nonostante, con grande onestà vi devo dire, sfiorare con un tacchetto una palla che non cambia nemmeno direzione e poi fai il fallo perché ci entri dentro, è anche un modo di interpretare il regolamento che non mi fa impazzire, eh? Cioè, una cosa è che tu hai preso pieno il pallone, gliel'hai spostato e quindi prendi anche il giocatore, ci sta, ma il fatto che tu lo hai falciato e poi magari con un tacchettino gli hai toccato il pallone e sei salvo, non è il mio modo di vedere lo sport preferito. Non l'avrebbe presa Savic, riuscito a dare colpa a Meret pure quando non gioca, ma che c'entra? Stiamo parlando di altre cose, Benelux, no, non sono d'accordo, non è qua che, almeno da parte mia, poi magari qualcuno è fissato contro Meret, o fissato contro Savic, o fissato pro Meret, o fissato pro Savic, non io, a me non interessa, non sono amico di nessuno, non devo parlare con nessun procuratore di nessuno, non devo avere favori per i miei familiari da nessuno e quindi non ho nessun vantaggio o svantaggio nell'accanirmi su uno o su un altro. Ho i miei gusti, ho le mie cose. E dire che Meret resta un po' più dentro ai pali rispetto a un Savic che è più coraggioso non è una critica, non è una colpa a Meret, è un'analisi del modo di giocare di Meret. Quindi con me caschi male sotto questo punto di vista. Quasi sempre salta il portiere, è un'altra realtà, e se non te lo salta spostando il pallone e segnando a porta vuota ti fa lo scavetto. Ragazzi, anche la sensibilità con cui lui fa quel colpo di testa, e venitemelo a dire che Holland non ha tecnica e tu devi toccarla quel tanto che basta, perché il pallonetto che fa Foden è bellissimo, ma tu la devi reindersizzare. Vabbè, ascoltiamo un altro vocale versatile. Buonasera amici bellini, ciao Valerio. Meglio così perché nelle sconfitte il Napoli si rialza sempre, almeno è sempre stato così da un anno e mezzo a questa parte, un anno e mezzo. Quindi purtroppo c'è stata questa espulsione dopo 20 minuti che, come tu ben sai, è un regolamento assurdo, che una squadra deve restare in 10 perché, e non dico che l'arbitro ha sbagliato, però noi ci hanno sempre detto che il VAR interviene su errore dell'arbitro, e quindi se era errore dell'arbitro significa che aveva ammonito Di Lorenzo, il VAR ti chiama e tu lo espelli, altrimenti l'arbitro aveva fatto proseguire, il VAR non può. No, ti fermo Fabio, poi magari lo spieghi e ti fermo subito. L'errore dell'arbitro è perché se l'arbitro ha visto e ha dichiarato, ha preso la palla perché l'ha visto l'intervento e ha giudicato, e vuol dire che ha detto a tutti, e forse anche nei loro microfoni eccetera eccetera, Di Lorenzo ha preso il pallone, quindi non è fallo. Nel momento in cui Di Lorenzo il pallone non lo prende, quello è un errore dell'arbitro, quindi il VAR può intervenire. Sotto questo punto di vista non me la sento. Poi all'arbitro gli devi chiedere perché altri falli non li fischia, al VAR devi chiedere perché la comitata su Anghissà non arriva, non viene valutata, ma questo qua ci sta. Se lui ha visto una cosa che non è avvenuta, è l'errore dell'arbitro. Ma al di là di questo è un regolamento assurdo che una squadra deve restare in 10 dopo 20 minuti, perché è un fallo da ultimo uomo da regolamento, ripeto, non può essere paragonato a un rosso diretto per un fallo brutto, intervento magari scellerato. Quindi magari dovrebbero inserire la regola che fallo a ultimo uomo, espulsione, squadra in 10 per 10 minuti, il giocatore che è stato espulso non può rientrare, perdi una sostituzione. Amen. Bello. Però mi è piaciuto lo spirito del Napoli, ci siamo. Bello anche come proposta di regolamento, per mantenere lo spettacolo alto e la competitività della squadra. Mi piace come idea, un po' ok, va benissimo. La cosa assurda è che se il fallo fosse avvenuto in area
non ci sarebbe stata l'espulsione, ma ci sarebbe stato il rigore, perché hanno tolto la regola, insomma, della doppia punizione. Già il rigore è la massima punizione e ti lascia il giocatore in campo, quindi se fosse stato rigore magari andavi 1-0 ma senza l'espulsione, e quindi toccare il regolamento è un altro paio di maniche e mi sfizia anche come idea. Enzo il Sereno. Ciao Vale, buonasera. Solitamente, come ho scritto nel gruppo, si dice punto d'oro. Io penso che stavolta si debba dire risultato d'oro, perché la differenza reti alla fine sarà molto importante, Certo. perché molto probabilmente all'ultima giornata si arriverà con tante squadre con gli stessi punti. Poi sulla partita, in tutta onestà, come ho scritto, io penso che in 10 la perdevi sempre, sempre. Però il diavolo ci mette sempre lo zampino e tu, quando è che prendi gol? Appena cambi assetto. Secondo me i 2 gol, tra l'altro bellissimi, nulla da dire, però tutti e 2 centrali, laddove non erano mai riusciti a sfondare fino alla difesa a 3, diciamo. Buon proseguimento a tutti, forza Napoli. Strano però, perché hai ragione, la considerazione è giusta, hai cambiato assetto, ti sei messo a 5, difesa a 3, eccetera, eccetera, però con la difesa a 3 hai aggiunto un uomo centrale, perché hai aggiunto un Buongiorno in più, mettendo Juan Jesus, Buongiorno, Beukema a braccetto. Appena fatta la sostituzione io ho visto Beukema terzino destro, poi ho visto anche Conte urlare no a 5, perché sembrava quasi si stessero disponendo in un certo modo. Però sì, è chiaro, può essere una coincidenza o no, perché hai aggiunto un uomo centralmente, hai messo un uomo in più, a centrocampo non hai cambiato perché è rimasto sempre McTominay, Lobotka, chissà. Centralmente non lo dovevi subire, sono d'accordo. Ed è paradossale che hai aggiunto un uomo al centro e l'hai subita centralmente. Francabat, hai ragione, ogni volta che poi mi fanno i discorsi sui paragoni, eccetera, eccetera, gli facevano fare ai difensori quello che volevano, li targetizzavano gli attaccanti, li prendevano di mira, gli entravano nelle gambe, i giocatori rotolavano, Maradona rotolava e si alzava, non rimaneva nemmeno a terra finché non perdeva l'uso delle gambe. Quanti gol in più gli avrebbero fatto fare su calcio di punizione se avessero chiamato tutti i falli? Quante squadre avrebbero lasciato in 10, in 9, in 8? Veramente un altro calcio. Raffa. Ciao Vale, ciao amici bellini. Vorrei non tirare cacca su Di Lorenzo, ma vuoi pure perché la partita ha offerto poco da quel momento in poi, è inevitabile. Fa un errore di lettura da Pivello e fa il secondo errore da Pivello, non capendo che quello è Haaland, che appena lo vede andare in scivolata si prende tutto lo spazio possibile, mi fa capire col corpo che sulla palla non ci arriva. Poi Di Lorenzo è bravo e sulla palla quasi ci stava arrivando, e più che altro mi dispiace perché Kevin meritava un ritorno a Manchester diverso. Pochi spunti, bene i nuovi finalmente, Beckman e Vagna, ottima partita, bellissima partita Politano, l'avrei tenuto in campo anche 10 minuti di più, anche se col cartellino giallo e Piccionen sarebbe stato un po' troppo un rischio, e alla fine va bene pure il 2-0, anche 11 contro 11 poteva capitare il 2-0, però è stato un po' un rammarico non aver potuto offendere, perché poi diventava complicato. Anche Højlund non è che poteva partire sempre in profondità sapendo che l'unico che ha la pallata lunga è Vagna, e infatti non è entrato neanche mai come giocato. La prima di Champions, speriamo che ci fa incazzare il giusto e farlo capire in campionato fino alla prossima che non ci gira a perdere le partite così. Mi piace, e poi immagina con quale spirito vai ad affrontare anche non solo la prossima di campionato, sicuramente col Pisa, dove ci sarà la partita opposta. Servirà pazienza perché si chiuderanno e ti manderanno in nervosismo perché se non riesci a sbloccarla subito. Ma la forza con cui entrerai nella prossima partita di Champions, secondo me, sarà importante. Conte ha tenuto una conferenza stampa antibiotica preventiva con principio attivo di umiltà. Questo mi fa pensare che non ci dovrebbero essere scorie dopo questa sconfitta, e penso pure io, lo sai, penso pure io che non ci saranno scorie, e ci tengo perché io, sai, quando perdi, io lo dico spesso, perdi delle certezze così, però ci sono sconfitte, ci sono le sconfitte pesanti
quelle dove prendi le goleade e anche se la squadra è forte non ci stai a prendere la goleada. Ci sono sconfitte casuali, sconfitte episodiche. Questa è una sconfitta, come la chiamerò nello short, una sconfitta inevitabile, una sconfitta o forse evitabile, perché no, la sconfitta forse era inevitabile. Ci lavoro, è un bel esercizio anche comunicativo, il saper racchiudere, così io poi mi guardo tutti gli short a fine anno e so tutte le partite come sono andate. Vedi, la mentalità non la cambi. La Champions è una rottura di cazzo. A me interessa solo il Pisa. Anche a me interessa solo il Pisa. Ma quel friccico, quella tensione che hai, ma la partita dei Champions, la partita contro Manchester City, Kevin De Bruyne, McTominay, Højlund che ritornano a Manchester, ma non ti viene, non ce l'hai l'ambizione di diventare più forte in Champions e di poter dire la tua in Europa, non ce l'hai, solo il campionato nel nostro picco, che poi non è il nostro picco, perché diciamocelo, il campionato italiano non è scontato per noi, ne abbiamo solo 4, non è che siamo abituati, ma non ti viene la voglia di espandere i tuoi orizzonti e i tuoi obiettivi e dire giochiamocela in Champions? Come fai a dire la Champions è una rottura di cazzo? Posso capire quando l'Europa League, la Conference League, proprio non ci voglio andare, squadracce, campacci, eccetera, eccetera, ma pure la Champions è una rottura di cazzo. Poco troppo. Io penso che la Champions è l'obiettivo di ogni giocatore, di ogni squadra. Fare bene lì, non lo so, non lo capisco. Pino. Amici bellini, buonasera. Sono sempre Pino, non da Torino perché sono sceso giù a Napoli. Niente, dai, io sono contento. Bella partita. Cioè, bella partita no, perché alla fine abbiamo subito un bel po'. Ma il contesto, posso dire, vediamo le cose positive. Ci sono e ce n'è tante. Abbiamo visto dei giocatori che comunque hanno tenuto botta in 10 contro 11 con una delle 5 più forti d'Europa. E sono molto contento di vedere una reazione così. Non è più da provinciale, una reazione così la vedo da squadra molto preparata e con una mentalità bella tosta. Sono contento, scusate il vocale, lo sto allungando un po' troppo. Contento di Savic, contento di Lobotka, contentissimo di Politano. Sono contento, dai. Højlund bene o male correva a destra e a sinistra, quindi sono felice. Cioè, felice no, preferivo vincere, però nella sconfitta vedo molti fattori positivi. Dico solo una cosa, povero Pisa. Buona serata e forza Napoli, ragazzi. Ci sono altre partite, su. Vedi, povero Pisa, nel senso che già ti sei... E io sono il primo, mi proietto verso la prossima partita che deve trovare la furia di una squadra arrabbiata sicuramente. Non ti scusare perché il tuo vocale di 1 minuto e 11 siamo là e sono gli altri amici bellini che si stanno un po' allargando e li devo velocizzare. La crescita passa anche da queste sconfitte. Signori, io tra pochi minuti, purtroppo l'inviato non ha risposto all'invito, forse sta in macchina o forse sta uscendo così. Io provo un'altra giocata. Canon, mi sposto di nuovo. Provo un'altra giocata veloce perché tra poco questa è una live che è un pochino più veloce, inevitabile. E vediamo se riesco a farlo così al volo. Proviamo un'altra giocata se la riusciamo a fare. Paste significa incolla. Vediamo se riusciamo a fare quest'altra giocata. I grandi campioni vogliono giocare alla Champions, ma penso sia naturale e inevitabile. Altro che Pisa, che darei per vedere il percorso Champions di Spalletti fino ai quarti. Dai, cercare di far quello è meglio. Cercare di arrivare, io non dico a creare dei rapporti dove ti rispettano gli arbitri, perché non lo so come si fa, se si può fare, se devi avere una storia alle spalle, se te la devi costruire così, però veniamo spesso penalizzati in Europa ed è un discorso che non possiamo far finta che non esista. Secondo me, con grande onestà, senza piangere, abbiamo perso per colpa dell'arbitro, no! Però perché? Cioè, col Milan si poteva dire, ecco, non oggi, ma col Milan all'epoca si poteva dire. E ragionare su questo, crescere anche su questo, mandare delle delegazioni importanti quando si fanno i sorteggi, e far sentire la propria presenza, stringere dei rapporti, invece di insultare sempre la UEFA, la FIFA, parolacce a go-go. Magari questo potrebbe essere un nuovo spunto. Manda Oriali dappertutto con la sua diplomazia, con la sua presenza, la sua figura, e vedi se magari non cambia niente, magari cambia qualcosa. È un tentativo che non fa male.
Off topic, per me la maglia del Napoli di stasera è la più bella dell'eroe De Laurentiis, di grande eleganza, se vogliamo. È bello quel blu, è bello il blu delle serie nottate di Champions, è bello il silver dei dettagli, mi piace tutto di quella maglia, mi piace questa, mi piace il K-Way che è uscito, la nuova cosa, mi piace la maglia bianca dei portieri che è uscita in Europa, che è diversa, tutti hanno dei colletti diversi, sono troppo belle. La maglia bianca away è bellissima, la maglia bianca normale hanno solo invertito i colori, un lavoro estetico straordinario che fa impazzire. Ed è bello, approfitto di questo messaggio anche per sottolineare la collaborazione con Emporio Armani, che non è A7, ma è proprio Armani. Non è da poco, visto anche quello che è successo, e quindi mantenere i rapporti a prescindere da quell'amicizia che c'era, e perché c'era una squadra che si stava atteggiando, dice voi tenete A7, noi teniamo Armani, come... no, pure no. Quindi non è da poco. L'eleganza, lo stile per il Napoli, per me è una cosa importantissima. Quindi bene, fai parlare KDB con l'arbitro, vedi come cambiano le cose. Anche questo non è una cosa sbagliata, l'ho notata, lungi da me prendermela con Politano che è stato stoico stasera, però ho visto Politano, il labiale di Politano dire è uguale. Ora, magari l'arbitro è perfettamente in grado di sapere che in italiano uguale significa quello che intende Politano, lo stesso foul, it's the same foul, it's the same... Però se vuoi portarteli dalla tua parte, se vuoi insinuare un dubbio nell'arbitro nel momento in cui ti deve fischiare il prossimo fallo, lui ci pensa e dice questo l'ho fischiato un pochino, il prossimo ci pensa un attimo, anche la comunicazione in inglese con gli arbitri internazionali non è una cosa da sottovalutare, non è assolutamente, sono piccoli dettagli, ma ad alti livelli sono i dettagli che fanno la differenza, perché tutti sono in grado di fare la grande giocata, tutti a questo livello hanno nelle loro corde il gran gol, il grande contrasto, la grande parata. Dettagli e mazzo, perché poi ci vuole pure il mazzo, perché un centimetro in più e la palla veniva toccata e parlavamo di un'altra partita, ma i dettagli, se si possono curare, non sono male. Allora, l'importante è che una sconfitta così ci porti umiltà e impegno per qualsiasi partita. Non vorrei mai vedere provincialismo e resa incondizionata, ma la maglia sudata come stasera. La maglia sudata ci sarà sempre, non vi preoccupate. È anche il materiale, io sto surrando con marunannata e non sto giocando, mi bastano i 2 faretti. La maglia è sudata, nel senso, al di là degli scherzi dialettici, i ragazzi si impegnano, non c'è dubbio, hanno rincorso gli avversari anche quando c'era un po' di scoramento e si vedeva lo scoramento del dire questa partita non la recuperiamo più. Dopo il 2-0 io l'ho avvertita la rassegnazione, non da parte di Conte, perché Conte fino all'ultimo secondo gioca, passa, te la fai, sviluppa. Nei giocatori ho visto un po' di rassegnazione, ma nonostante la rassegnazione nel dire questa l'abbiamo persa, va bene, niente di grave, pensiamo alla prossima, comunque hanno rincorso. Comunque ho visto Højlund anche da solo venire a fare una rincorsa fino alla fine, fino alla nostra 3/4 per dare una mano. Ho visto Anghissà fare il pazzo avanti e indietro, eccetera eccetera, Lobot, che è tutti quelli che... qualcuno più in palla, qualcuno più in partita, qualcuno meno, ma comunque non hanno mollato la partita, perché questa è la cosa più importante, mai uscire dalla partita, mai dare la sensazione che hai mollato e che sei alla mercé dell'avversario. No, l'avversario deve sudare anche lui se vuole fare un gol in più, e non è che il City si sia fermato per pietà, volevano farli, è come se volevano farli. Poi cambiano gli interpreti ed entra gente di grande tecnica anche loro. Se mi sposto di qua e clicco, c'è Guido. C'è Guido. Detta così sembra quasi una cosa epica, che Guido. Abbassiamo i toni. Abbassiamo i toni. Guido, perché c'avevo l'idea dell'inviato da Manchester, che però
Gli ho mandato forse il link troppo tardi, non mi ha risposto. Guido, non ce la siamo potuti giocare. Questo lo devi anche accettare, fa parte del caso. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Secondo me bisogna analizzare con serenità questa partita, che invece temo un po' di stress, cioè, perché bisogna accettare che ci sono grandezze diverse proprio di esperienza, di potere politico, di budget. E il Napoli aveva iniziato la partita con grande personalità, era cortissimo, difendeva in 2 linee di campo, ragazzi, andatelo a rivedere, 2 linee, intendo le 2 fasce, quelle dove l'erba è tagliata in un verso e nell'altro. No, non aveva concesso granché al City, anche noi non avevamo fatto granché, ma quando difendi così alto, le squadre sono così corte, è anche difficile essere sempre precisi. E poi, vedete, a questi livelli basta una scalata sbagliata, un pressing forse troppo generoso, non avere interpretato come l'arbitro stava, scusate la ripetizione della parola, interpretando i contatti a centrocampo, un tacchetto che quasi sfiora la palla e comunque Di Lorenzo non alza il piede per cercare di gambettare Holland, ma viene interpretato come espulsione e ti cambia la partita. Contro una squadra, forse insieme al Barcellona, è la peggiore da affrontare 10 contro 11, perché ti nasconde il pallone 11 contro 11, figurati 10 contro 11. Secondo tempo, primo tempo siamo difesi con generosità, con attenzione, certo ci sono state 3 parate anche per il grande pubblico, spettacolari del nostro portiere. L'unica cosa che mi sento di dire, secondo tempo, ma poi da capire cosa ci dirà il proseguo del campionato, il City è arrivato a ritmi molto bassi, siamo sembrati un po' scoraggiati psicologicamente e quindi poi alla fine questo gol è arrivato, però diciamo non è una partita che deve far scattare campanelli d'allarme, soprattutto se c'è una reazione immediata, ci si riconcentra, ci si concentra intanto sulle nostre qualità. Poi col senno di poi è inutile dire come sarebbe stata, non lo è stata, devi accettare a questi livelli che veramente una mezza sbavatura ti costa la partita. E ricordiamoci che l'anno scorso il Napoli è stata la squadra che ha preso meno ammonizioni e nessuna espulsione. Quindi la fase difensiva era non solo molto accorta, è la squadra che ha subito meno gol, ma anche poco fallosa. Corretta. Sì, quindi io sarei calmo, non perché va tutto bene, però ci sono altri segnali quando c'è da essere preoccupati. È chiaro. Quando ti disunisci, insomma. Esatto. Le sconfitte bruciano, non fanno mai piacere. Quelle cose usciamo a testa alta, lasciamo la retorica delle 11 finali, eccetera. Bisogna adesso vedere come il Napoli reagisce con la testa, con le gambe, e secondo me fa parte proprio di quello che io dico, il bagaglio di esperienza, dove, ma ricordate col Real Madrid, no? Quando andando proprio indietro del tempo, un primo tempo, quello spettacolare, una disattenzione, Butragueño ti pulisce. Lo stesso successe col Barcellona, Mertens che fa il 100° gol, sbaglia Mario Rui e ti fanno l'1-1. A questi livelli la qualità è altissima, ragazzi, basta un soffio. Guido, ti faccio 2 domande secche. Non so se Giuliano riuscirà a reintervenire. Volevo la sua impressione dallo stadio, che l'ha vista da vicino. La doppia domanda secca. Dopo l'espulsione, partiamo dall'espulsione. Come filosofia, tu preferisci rischio l'espulsione, non fanno il gol, resto in 10, o faccio far gol, tra virgolette, però me la gioco 11 contro 11? Con questa squadra la seconda, anche perché tanto te lo fanno quasi per forza. Sì, ma a parte che c'è tanta partita davanti, diciamo che perdi 5-0 anche senza espulsione, devi considerare che Di Lorenzo salterà queste e 2 partite. Hai ragione, mi hai risolto, perché salta anche la prossima, ed è uno dei ruoli
dove non abbiamo grandissimi... basta, mi ha risolto qui. Quindi, L'altra secondo domanda me, secca. No, l'altra domanda secca mi pesa di interessa. più, a mio modesto avviso, Sì, rispondo. pesa di più, no, è perfetto. L'altra domanda secca. Chi sacrificare al momento della sostituzione? Cioè, No, è uscito De Bruyne. Ci sta per te come scelta o avresti fatto una cosa diversa? Guardate ragazzi, se ragionate di pancia, dite Conte è un pazzo, sta umiliando il giocatore, eccetera. Questo è quando poi, io immagino cosa capiterà adesso tra colleghi, eccetera. Se ragioniamo, a parte che devi capire tecnicamente come è stata preparata, tecnicamente la partita, e ragioniamo dall'altro punto di vista, che questo poi viene messo in mezzo, e sai che umiliazione a fare il torello. Qualcuno pure l'aveva scritto, è vero. Tu dici speri che McTominay possa essere più di aiuto come un eventuale centrocampista che prova a essere di appoggio alla prima punta se tu riesci a imbastire un'azione, ma questi non ci hanno fatto vedere palla, quindi Conte stava difendendo con questo 5 che poi Spinazzola, che aveva iniziato bene, ogni tanto si sganciava e quindi ha voluto mantenere la difesa quantomeno a 4. Però poi lui ha scelto di mantenerla a 5, 5-3-1, quindi lui ha mantenuto questa idea, secondo me, iniziale. Questa è una domanda da fare a lui. Però lì non hai una soluzione ideale, no? Ci sono tantissimi elementi, chi c'ha in panchina, come ha interpretato la partita, l'avversario. Sulle prime, ripeto... Io ho detto addirittura magari l'avevano pure studiata, cioè se rimaniamo in 10 cosa facciamo? E quella era la scelta. Però è anche grave sacrificare, perché comunque tu tieni una punta che è molto giovane, gli puoi chiedere tanto sacrificio, anche se queste partite rischi di giocare pochi palloni, spalle alla porta, di giocare ogni quarto d'ora un pallone, però ci può stare. Io credo che una sostituzione che sulle prime ti può lasciare perplesso, ma ha una sua logica. Ci sta, Guido. Giuliano, se mi senti penso ti devi smutare. Poi c'è un rumore di moka che si sente, di caffè. Non lo so male, siamo in macchina, non so se ci sentite. Ma sei tu che stai facendo il caffè? No, allora se il problema siamo noi non fa niente, dai, ci abbiamo provato. Allora mandami un messaggio nel gruppo e così nell'analisi mettiamo anche l'impressione dal campo. Ti mando un vocale, ok? Bravo. Grazie, okay. Giuliano. Un bacio. Ciao. E credo che fosse, perché poi lo sentivo anche prima, questi rumori nuovi che sembra il lato oscuro della forza. Città. Lo senti? Il caffè a 4 cose, non lo so. Steampunk. Vabbè, qualcosa di bellissimo. Comunque Guido, io ti volevo ringraziare per l'intervento. Lo senti pure tu o lo sento solo io? Sì, purtroppo sì, ma non so perché. Ok, la frizione. Ti abbraccio e ti bacio. Penso che dobbiamo stare calmi. Di positivo, Vania mi pare che quando entra in palla è un buon portiere. Sì, è chiaro, ripeto, non fa piacere. Forse sarò io che creo un contatto che si crea questo fastidio. Però vediamo le prossime partite. Tutto qui. L'importante è che serva da lezione. Conte, secondo me, la interpreterà bene, perché fammi dire questa cosa. È ovvio che si sottolineerà che lui non fa mai bene le coppe europee, che quando deve fare 2 competizioni a volte è battuto in testa, cioè. Però mi sembra anche un allenatore che sta imparando nel corso. Cioè, l'anno scorso ha dimostrato quello che poi disse in quella famosa intervista, no? Televisiva. Ha detto sarà un problema quando io tornerò, no? Perché questo stare fermo io, oltre che essere molto motivato, ho studiato. E l'anno scorso lui ha affrontato le 12 partite di Ercole, perché c'è successo di tutto di peggio, ricordiamoci, a un certo punto tutta la catena di sinistra. Quindi vediamo le cose con fiducia. Poi ovviamente se poi va tutto male, non siamo stati capaci di reagire alle sconfitte,
La sconfitta non è tanto la sconfitta, è l'espulsione di Lorenzo, che sarà un'ennesima prova per vedere come lo staff tecnico, penso che gli diano 2 giornate, che sono tante, risolve Perché espulsione diretta? espulsione diretta, anche se non con nota violenta. Però, ripeto, potrebbe essere una, cioè ormai ci aspettiamo di tutto di peggio di quelle cose là. Questa, vediamo, è chiaro che adesso bisogna far bene, quanto banale, quanto scontato dirlo con Pisa, perché non bisogna perdere punti con gli altri 13. Un saluto alle amiche Bellini e agli amici Bellini. Adesso non sento più la moca di caffè. D'altra parte lui il caffè non ne beve, quindi non può essere... E torna. Grazie mille Guido, preziosissimo come sempre. Ciao ciao. Un abbraccione, chiedo ovviamente scusa a tutti se sarà un po' più breve, ma giusto di qualche minuto, un po' più breve del solito. Come orgoglioso Conte ci tiene a fare bella figura in Champions, sono convinto Giuseppe, se vedi anche il video di commento alla conferenza prepartita, io ho notato proprio che Conte ci tiene a darsi a ridarsi un profilo internazionale, risponde lui in inglese senza aspettare la traduzione, ti dà quella sensazione a dire datemi il tempo di dimostrare che la storia dell'Europa è solo perché ne ho fatte poche. Quindi andiamo a scuola, parte con quell'umiltà, andiamo a scuola dai maestri che sono abituati a farlo e facciamo il nostro percorso. Il primo è come se hai messo il piede in fallo, non sei riuscito a fare lo scalino e quindi non l'hai fatta proprio la prima scalinata. Adesso non sei caduto un po', ti rialzi e vediamo come affrontiamo le prossime. No, non lo puoi vedere Mazzocchi, perché Mazzocchi è fuori lista. Quindi occhio, lì bisognerà risolvere con Spinazzola da una parte, Olivera dall'altra, poi il discorso delle liste. Ah, l'ha scritto pure Guido, perché Guido sta attentissimo, Mazzocchi non è lì. Quindi Lang è un discorso che dobbiamo affrontare con più calma. Da New York, Wayu, vi bacio. Io quasi metterei la sigla iniziale che non ve la siete goduta, ma no, la prossima live. Vi abbraccio e vi bacio. Lasciate i live finali. Domani reaction, forse esce pure l'analisi subito, perché l'analisi va fatta forse a tiro. No? Vabbè, siete tutte e due. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Amici bellini alla ribalta, Oriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora, almeno credo di aver risolto i problemi tecnici. Poi un domani pure Guido che non la cava, dai, cresce